Ringrazio il collegio che ha avuto il coraggio, nonostante le pressioni, di assolverci sulla maggior parte dei capi. Su alcuni ho visto che è stata sollevata la prescrizione e a questo a me dispiace molto. Io dovrò ancora decidere cosa fare, perché non escludo che rinuncio alla prescrizione di alcuni capi e quindi andare avanti fino in fondo facendo appello, ma per un motivo molto semplice, perché ho subito in questi 7 anni 15 procedimenti penali, sono stato assolto sempre, tante accuse sono state archiviate per l'inconsistenza delle stesse e io voglio sempre e desidero la giustizia giusta ed essere assolto. Non accetto di essere indicato dagli improvvisati grillini come impresentabile, da quell'ignorante di Salvini che è venuto anche ai nostri convegni della FENAPI e voleva lui che io entrassi nella Lega, di essere così tacciato. Lo sfido pubblicamente a lui, a Grillo, di farsi un bel confronto sulla buona politica, se sono all'altezza. Li sfido in qualunque posto. Io non sono un politico, sono un amministratore. Ho fatto sempre del buon governo una situazione fondamentale e pertanto voglio che da questo punto di vista ci sia sempre giustizia. Ringrazio tutti i miei sostenitori, ringrazio i miei elettori che nonostante il fango che mi è stato buttato addosso hanno continuato a darmi fiducia. Oggi è un giorno importante per me, per la mia famiglia, per chi ha creduto in me, ma devo anche ringraziare i miei difensori che mi hanno supportato e mi hanno sopportato. Devo ringraziare il mio fraterno amico, avvocato Tommaso Micalizzi, e devo ringraziare anche il professore Carlo Taormina che ha imparato probabilmente anche a volermi bene, nonostante io sia stato probabilmente uno dei suoi clienti più impertinenti. Andiamo avanti, sono in uno stato ancora di detenzione, ma mi difenderò anche da questa ignobile accusa, dopodiché mi auguro che la politica prevalga su quella che è l'infamia della calunnia e soprattutto che chi fa politica si misuri e si confronti sui temi politici e la smetta di utilizzare e di appioppare patenti di moralità soltanto per nascondere la propria imbecillità politica amministrativa. Auguro a tutta l'Italia e alla Sicilia di poter guardare realmente negli occhi i veri amministratori e chi ha fatto della politica e del buon governo una scelta di vita pagando prezzi importanti, salati, personali, ferite che probabilmente rimarranno sempre lì con le cicatrici. Io non cerco vendetta, cerco solo giustizia e cerco soltanto, nella mia passione e nell'amore che ho per la politica, di poter continuare a svolgere il mio compito. Vi ringrazio.